Dal primo mazzo di carte da gioco stampato in Italia alle carte venete e trevigiane dal 1850 fino al 1978. La mostra Carte in mano a Palazzo dei 300 non sarà solo un'occasione imperdibile per i tanti appassionati per scoprire curiosità e la storia dei giochi, ma anche un tributo al capoluogo della marca che vanta una tradizione secolare nelle carte. Qui è stata fondata la Dal Negro, una delle pochissime fabbriche di carte italiane ancora in attività, gestita da oltre 2 secoli dagli eredi dei fondatori. Sono tutte carte raccolte da appassionati collezionisti provenienti da tutto il mondo, è stata fatta una selezione dal curatore della mostra e quindi vedremo qualcosa che non si trova in nessun'altra parte. Infatti arrivano collezionisti da tutto il mondo proprio per non perdersi questo appuntamento. Ideate da grandi artisti italiani come Renato Guttuso e Lele Luzzati. Il visitatore potrà intuire come in molti casi le carte da gioco d'autore siano state utilizzate per veicolare i più disparati messaggi, dalla propaganda politica alla pubblicità. Ci sono dei tarocchi imperdibili come questo, bellissimi, con disegni molto ricchi. Questo è stato fatto da Gambedotti per pubblicizzare l'industria alimentare della buona cucina. Le carte che verranno esposte sono delle rarità che difficilmente escono dalle collezioni private, vere e proprie piccole opere d'arte con preziose miniature. Quindi dal 7 al 15 marzo vedremo qualcosa di veramente unico a Palazzo dei 300.